Giovedì 10 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine e incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, notizia messa in primo piano che riguarda il turismo in provincia di Belluno, turismo agosto peggio di luglio. Federalberghi preoccupata, occupazione delle camere al 62%, mentre l'anno scorso era stata del 76,5%, pesano i soggiorni brevi e un forte caro degli italiani, la diminuzione degli stranieri invece è fisiologica. Il turismo di agosto col segno meno, in agosto il caro di stranieri è fisiologico, ma c'è anche un forte calo di italiani e lo si vede anche dal traffico sulle strade, afferma il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan, che conclude: agosto potrebbe andare peggio addirittura del mese di luglio. D'altro canto i dati resi noti da Federalberghi Veneto parlano chiaro, il tasso di occupazione delle camere in montagna per il mese di agosto arriva al 61,92%, l'anno scorso nello stesso periodo si è raggiunti al 76,44%, a pesare il turismo mordi e fuggi e i soggiorni brevi. L'approfondimento di Fontanive a pagina 3. Lavori in corso, 2 scuole nei container, Tiziano e Segato, siamo quindi nel capoluogo bellunese da ristrutturare e 15 classi sono costrette a traslocare. Parliamo del liceo classico e dell'ITI Segato. Belluno, il CAI sistema i sentieri del capoluogo, CAI al lavoro per sistemare i sentieri del capoluogo danneggiati dal maltempo, ripristino di sedime, segnaletica e ancoraggi e il comune contribuisce. E la foto di copertina invece dedicata alla notte di San Lorenzo, sulle Dolomiti, meno inquinamento luminoso, l'ARPAV, il cielo bellunese è il più brillante del Veneto. Il cielo bellunese è il più brillante del Veneto, l'unico in cui si riesce ancora ad ammirare la Via Lattea. Nella foto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, la possiamo vedere dal Passo Giau. Lo spiega Andrea Bertolo dell'ARPAV, che misura i dati di brillantezza con le 3 centraline sul territorio, e quindi approfittate del cielo bellunese per ammirare le stelle cadenti che sono in programma in questi giorni e in particolar modo per la notte di San Lorenzo. Sedico Marsinelle, 67 anni fa, ricordato della Vecchia, la provincia, l'Associazione Bellunesi nel Mondo ha ricordato ieri la tragedia di Marsinelle in Belgio, dove l'8 agosto del 56 morirono 262 minatori, tra questi 136 italiani, di cui uno bellunese era Dino della Vecchia. Feltre in 100.000 davanti alla TV per il finale del Palio e ancora 2 elicotteri per salvare un 45enne sul Civetta. Allarme ieri per un alpinista volato a circa metà della via normale che sale alla Torre Venezia. Il 45enne di Galliera Veneta, provincia di Padova, che era con un amico e aveva riportato la lussazione di una spalla, si trovava però in un punto di difficile avvicinamento. Falco ha tentato recupero calando il tecnico con un vericello di 90 metri insufficienti a raggiungere l'infortunato. Sport bellunese, prima sconfitta per la Dolomiti, ma dopo una partita giocata alla pari con l'Arzignano DC. Mountain bike, già da Spezia tiene, l'Italia meno, niente podio mondiale. Hockey, Lakers vittoriosi all'Olimpico, Cortina si consola sul mercato. L'amichevole di martedì vinta dagli universitari americani, mentre firmano per la conferma di Riccardo Lacedelli. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano riguarda sempre il turismo bellunese, ma con una nota più positiva rispetto alla notizia trovata sull'edizione del Gazzettino di Belluno. Turismo, c'è voglia di montagna, Ferragosto con il pienone. Rifugi con il tutto esaurito e affari d'oro per le guide alpine. Gli italiani affollano le alte vie, previsto tempo bello, pattuglie delle forze dell'ordine vigilano sul traffico. L'approfondimento di Forzini e Dalmas da pagina 14 a pagina 15. La foto di copertina è dedicata al soccorso alpino, soccorso con gancio baricentrico da 120 metri. Sul falco non c'è, deve intervenire l'aiuto alpin, fatto che è avvenuto sul Civete, di cui abbiamo dato notizia anche leggendo la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Atti del Vajont, Zaia, il presidente della regione Veneto, archivia Belluno ma siano fruibili sul web. Questa è la sua dichiarazione. Il caso Consorzio Agrario, 600.000 euro spesi per Oppo prima del crollo. Tra le azioni agricole che nel KO della Oppo hanno perso soldi c'è anche il Consorzio Agrario di Belluno.
Al Pago, imprenditore suicida in cella, attesa domani l'autopsia. La famiglia attende per domani l'autopsia sulla salma di Italo Calvi, l'imprenditore al Pagotto morto e suicida in carcere a Opera. E ancora a Notte di San Lorenzo, osservazioni posticipate dai nostri astronomi. L'approfondimento di Ferigo a pagina 32. Operazione estiva, Guardia di Finanza, il lavoro nero in alberghi e ristoranti, 6 sanzionati. Le Fiamme Gialle hanno intensificato controlli nella stagione estiva, scovati 9 lavoratori in nero o irregolari in 6 attività alberghiere e della ristorazione. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio allo sport. Sulla sua prima pagina, calcio a 5 Serie A2, Canottieri debutto alla Spes Arena contro il Sesto. Incominciamo quindi con la lettura del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno. Qui il cielo più brillante del Veneto, questa è la notizia messa in primo piano. Belluno è la sola provincia della regione da cui si può vedere la Via Lattea offuscata altrove dall'inquinamento luminoso. Andrea Bertolo dell'ARPAV con 3 centraline misura l'abuso di luce negli ultimi 3 giorni a Casararazzo, il picco di splendore. Vediamo appunto in questo scatto ben visibile dal Giau la Via Lattea. Si parla anche di economia in questa pagina. L'occhialeria traina i distretti veneti più 176 milioni di euro in un trimestre. Emerge dal monitor di Intesa San Paolo superati i 10 miliardi di esportazioni in regione grazie al settore moda. E adesso la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Si parla di turismo, però con dati in negativo. Agosto peggio di luglio, turisti in calo. L'analisi del presidente di Federalberghi Walter De Cassan: la tendenza è di permanenze brevi e prenotazioni last minute. L'occupazione delle camere è più bassa dello stesso periodo del 2022. Si vede anche dal traffico sulle strade che è inferiore. Questa è la dichiarazione di De Cassan. I rincari nel settore alberghiero sono più bassi, 15% rispetto a 2 anni fa. Ed ecco i dati: 61,92% le camere occupate in questo agosto sottotono, come da dati veneti di Federalberghi, 76,44% il dato di occupazione degli alberghi nell'agosto del 2022, 15% i rincari delle singole camere rispetto a 2 anni fa, 4.900 i posti letto nella sola cortina, 25.468 le strutture extra alberghiere nella perla delle Dolomiti. Operazione estate sicura, finanzieri trovano lavoratori in nero e droga, fatto che interessa la provincia di Belluno. 1/3 dei datori controllati non erano in regola, 9 operai fantasma e 6 imprenditori sanzionati. Mondo della scuola, container pronti, 15 classi traslocano, saranno quelle le aule nel corso del prossimo anno scolastico per gli studenti di Segato e Tiziano Galilei sfrattati per lavori. I moduli prefabbricati arrivano in questi giorni, sono sistemati al Brustolon, hanno richiesto un investimento di 1,4 milioni di euro. E a proposito di sicurezza, sentieri piegati dal maltempo, CAI a lavoro per sistemarli, notizia che interessa in questo caso la sezione bellunese ed è il capoluogo. Il report: gli immigrati residenti in provincia hanno spedito a casa 11 milioni di euro. Sono le rimesse 2022, come emerge dallo studio della Fondazione Moressa, 708 milioni da tutto il Veneto. Passiamo a Feltre, principalmente il Feltrino, Cesio Maggiore, Ruspe in Val Canzoi, i ponti Serra e Omin saranno ricostruiti. Il comune, alle prese con il problema della viabilità durante l'esecuzione degli interventi, va garantito l'accesso ai residenti. Feltre torna alla festa di San Fermo, sagra di Villaga, tutto pronto. E ancora Pedavena, grande attesa a Murle sul palco I90. L'appuntamento, vediamo un attimo, è stata fissata la data, Pedavena estate 2023, tutte le informazioni le troverete di certo sul sito del comune di Pedavena. Feltre, Palio, 100.000 davanti alla TV per vedere la corsa dei cavalli. Andiamo avanti con le notizie che interessano la provincia di Belluno, siamo in Val Belluna, Lentiai, centro di stoccaggio nel mirino dei cacciatori. Soci della riserva impegnati nel progetto di avviare una vera filiera della selvaggina, iter sanitario garantito, disponibilità di carni pregiate per ristoranti e privati. E dopo 67 anni rivive il ricordo di Marsinelli, in paese i parenti di Dino Della Vecchia, la vittima bellunese. Notizia che interessa anche l'Associazione Bellunese nel Mondo, che ha appunto organizzato la commemorazione martedì scorso, martedì 8 agosto, davanti alla sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Rocca Pietore sotto Guda, stelle cadenti in vista nella notte di San Lorenzo. E ancora Gordino Val di Zoldo, dal bene incontra i volontari. Il direttore generale dell'USL
numero 1 Dolomiti appunto continua i suoi incontri nel territorio bellunese. Cortina, casa di riposo, retta ritoccata, costa 8 euro in più al giorno, aumento deciso per far tornare i conti da 99 a 107 euro, ma ci sono i contributi. Pieve di Cadore, rete idrica, a parte la mappatura, perdite a Dio, BIM GSP avvia i rilievi sull'acquedotto per farne un modello. E ancora a Valle di Cadore, spese per la mensa scolastica, il comune al fianco delle famiglie. Borca, raid dei vandali all'Happy Park, ora la gente invoca le telecamere, il sindaco minimizza, non ho avuto alcuna segnalazione. Sport bellunese, prima sconfitta ma la Dolomiti fa bella figura, la terza amichevole arriva uno stop tutto sommato prevedibile contro l'Arzignano, 2-1 il risultato finale. Ancora sport, hockey su ghiaccio, l'Afro, primi gol e nuove conferme, precampionato aperto dall'amichevole di martedì ad Olimpico vinta dai Lakers di Oswego, un team di universitari americani. Ufficiale la firma di Riccardo Lacedelli, certo di rimanere anche Marco Sanna, molto probabile il ritorno di Parini. Pallavolo, mondiali under 19, Italia ai quarti, Ale Bristot ancora top scorer. Pallavolo, Antonacci, mercato importante, DRL ambiziosa con me. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 14, tutti sulle Dolomiti per Ferragosto, ma rispetto al 2022 c'è un lieve calo. Il maltempo influisce, a Cortina contano di recuperare bene da Auronzo a Falcade, appartamenti a Ruba. Anche quindi il Corriere delle Alpi dedica spazio al turismo, che prevede appunto il tutto esaurito nei rifugi e affari d'oro per le guide, c'è voglia di montagna, un altro approfondimento che troverete a pagina, aspettate un attimo che mi sono perso via, a pagina 15 del Corriere delle Alpi. In agosto gli italiani tornano a essere predominanti sulle alte vie dolomitiche, fiorentini e da Pozzi. Il nostro lavoro dipende principalmente dal meteo. E andiamo avanti con la battaglia della memoria riferita agli atti del Vajont. Siamo a pagina 17. Zaia, presidente della regione, archivio cartaceo a Belluno, ma deve essere consultabile in rete. Il presidente indica la priorità in vista del 60° del Vajont. È importante che sia a disposizione di tutti. Guardia di Finanza, lavoratori regolari o in nero, scoperti ristoranti e alberghi. Nell'ambito dei controlli estivi, sequestrate anche droga e 36 paia di occhiali senza marchio CE. Altri fatti di cronaca, tracollo della Opo, così il consorzio agricolo ha perso 600.000 euro. Gal Prealpi e Dolomiti, la qualità della vita nella strategia di sviluppo locale. L'intervento in montagna, gancio baricentrico di 120 metri, impresa record dell'aiuto alpine. Falco ha solo il vericello e non bastava per soccorrere un alpinista sul Civetta, è stato però usato per portare il ferito in ospedale con una spalla lussata. Il vericello non basta per recuperare un alpinista caduto dalla Torre Venezia sul Civetta, ma Falco 1 e Falco 2 non hanno il gancio baricentrico. È servito l'aiuto alpine ieri mattina per soccorrere l'uomo, che fortunatamente non si è ferito in modo grave, ed è stato usato un gancio baricentrico di ben 120 metri. Ed ecco appunto un momento dell'intervento dell'elicottero dell'aiuto alpine ieri alla Torre Venezia sul Civetta. Politica bellunese, sindaci della montagna alla festa dell'unità, domenica il confronto. E andiamo avanti con pagina 21, altre notizie che riguardano il capoluogo, in questo caso il Nevegal. A settembre il master plan, ma resta l'incognita dell'acqua. Kamel Layaki detta i tempi del piano da 90 milioni, priorità agli interventi su impianti e alberghi. Chiuso il pozzo all'Anta, il sindaco al lavoro o rischiamo di perdere la stagione invernale. Finanziamenti, lavori nelle scuole, arrivati i prefabbricati sostitutivi, notizia di cui abbiamo già trovato spazio anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno, come le belle notizie che arrivano dal successo del Palio di Feltre. Sabato sera magico palio, vetrina ambita anche per gli artisti, grande lavoro del team del direttore artistico Fabio Giudice, volontari e professionisti insieme per dare il massimo. Continuiamo con Pedavena, Forgia Alluminio, tagli in vista, ripresa post ferie incerta. L'azienda ha deciso di non rinnovare alcuni contratti a termine in scadenza. Bono della Fiume è critico, così non si valorizzano le professionalità. Comunicazione avvenuta con un SMS sul telefonino da parte dell'agenzia.
Ancora a Feltre, laboratorio gratuito per i giovani dedicato a foto, social e blog, l'iniziativa dell'amministrazione di Feltre. Ancora a Feltre, show di botte e combattimenti, il ring fatto con balle di paglia, come si può vedere da questi scatti che rappresentano Muhammad Svag e a fianco un combattimento nel ring formato da balle di paglia. Rimaniamo nel Feltrino, notizia di cui abbiamo trovato spazio anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, 2 ponti da rendere sicuri sul piatto, progetti da 1,2 milioni investiti dall'amministrazione comunale di Cesio Maggiore. Santa Giustina, niente diretta streaming dei consigli comunali, il sindaco Minella ha risposto a una interrogazione del capogruppo di minoranza, potenziamo il sito internet e acquisteremo dei pannelli. Sovramonte Lamona, attivati 16 canali TV di emittenti privati sul traliccio di Colperer. Ancora da Sovramonte all'ex scuola di Zorzoi, 3 giorni di Dardui Feste. Borgo Valbelluna, l'agricoltura apre le sue porte nel segno del turismo slow. L'associazione Mele a Mele e Comune lanciano le visite guidate nelle aziende locali. L'assessore Deola, il progetto verrà potenziato in futuro coinvolgendo altre realtà. Sedico, aperte le iscrizioni al servizio di Pedibus, informazioni direttamente dal sito di Sedico, del comune di Sedico. Borgo Valbelluna, spostamento di uffici, si rafforza il ruolo del municipio di Lentiai. E ancora Limana, legna la cittadinanza, parte l'assegnazione. Il dramma di Milano, notizia che interessa la comunità dell'Alpago, imprenditore suicida in cella, l'autopsia attesa per domani. I familiari di Italo Calvi, una montagna di telefonate di condoglianze e sostegno, verrà celebrato a Sperti il funerale del 56 anni, condannato per il crack di ICI Group. Val Vajont, via l'adeguamento dell'hotel Erto con i fondi del PNRR. Longarone, DUP futuro più roseo con i fondi prorogati. Il documento di programmazione punta sulle scuole, la Bambini del Vajont diventerà aggregatore culturale. Continuiamo con l'Agordino Taibon, un percorso storico alle scoperta delle frazioni alte. Il gruppo I Castellani inaugura sabato il tracciato attraverso i villaggi. 11 punti di interesse sono stati contrassegnati con cartelli informativi. Agordo, immagini e suggestioni, torna la Torresella dopo 3 anni di stop. Ancora 2 brevi notizie dall'Agordino. Agordo, Piazzetta Vecchia ospita 3 serate di cinema, Falcade aiuti a fondo perduto per le micro imprese. Passiamo adesso al Cadore. Borca, vandali all'Happy Park, sporcizia, sdraio, rotte e piedi tagliati alle sedie. Brutta sorpresa ieri mattina per la gestrice Stefania Tonon e non è la prima volta, per me la mano è la stessa. Cortina, la maxi pubblicità Audi campeggia sulla Basilica, stop al mercato in centro. Cortina verso il Veragosto e vediamo appunto la grande pubblicità che interessa l'intera affiancata della Basilica di Cortina d'Ampezzo, ovviamente uno sponsor che andrà a sostenere i lavori di restauro di questo antico manufatto della diocesi di Belluno Feltre e ovviamente della comunità di Cortina d'Ampezzo. Pagina 29, Misurina, il Dinamo Camp riapre il Pio XII, Federasma ci crede, il gruppo toscano continua a parlare con la diocesi di Parma e la struttura supera a pieni voti il test con 80 ospiti. Pieve di Cadore, via i lavori di rilievo di tutte le reti idriche, Lorenzago, CAI premiati i soci 25ennali e illustrati i progetti. E un pomeriggio in allegria per ricordare Pio d'Emilia, la famiglia invita tutti sabato a Misurina. Dalla rubrica Cultura e Società verso Venezia 80, 11 giorni di cinema più 1 la mostra da Favino ai Leoni e da domani alle 15 è possibile acquistare online i biglietti e gli abbonamenti per tutte le sale. Giorno e notte, quel diavolo di Arlecchino, arrivano i burattini a Pra del Moro, siamo a Feltre. Il cantastorie Paolo Rec si racconta nello spettacolo in scena stasera, un lavoro che offre più linguaggi e alla portata di tutti, adulti e bambini. Canale d'Agordo, la voce di Sara Cecchi nell'organo di Darold nella chiesa di Papa Luciani. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21 nella chiesa arcipretale appunto di Canale d'Agordo. E nel weekend musica e vecchi mestieri, cucine e cavalli alla sagra di Lamosano. Altri appuntamenti da non perdere in provincia di Belluno, siamo a pagina 32, con gli occhi all'insù per vedere stelle cadenti, notte di San Lorenzo posticipata di un giorno. Gli astronomi di Feltre e di Belluno danno appuntamento a domani, gli esperti, il cielo della provincia è ottimo per le osservazioni. La mostra biodiversità da salvare nelle foto di Vendramin, ricordare la magica visione invernale del lago di Santa Croce con cui il fotografo Cristiano Vendramin ha vinto il premio del pubblico al concorso di fotografia naturalistica Wildlife Photographer of the Year. L'appuntamento in questo caso
Vediamo se hanno indicato quando è aperta, ma troverete tutte le informazioni sul sito del comune dell'Alpago. Auronzo, gli orizzonti smerlati con Barmasse e Torretta, appuntamento oggi alle 21 con ingresso libero ad Auronzo di Cadore, e ancora dalle Spice Girls a Spears con il gruppo 90 Pedavena Estate 2023. L'appuntamento è per questa sera alle 21 nel comune di Pedavena. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Ricola Belluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming e domani mattina all'1 del mattino. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, come sempre in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.